Buon pomeriggio a tutti ragazzi, sempre brutte notizie purtroppo. Oggi poco fa, esattamente alle 15:18, c'è stata una scossa di terremoto di magnitudo 3,5 in un'area in provincia a nord della città di Rieti, ragazzi. L'epicentro è a Città Reale e la profondità è solo 12 km, quindi diciamo che è stata molto sentita dalla popolazione e quindi giustamente diciamo, su tutti i network Facebook, Instagram, Twitter è stato molto sentito e tutti a scrivere che sta succedendo, che cos'è Ah, poi prima della scossa è stato avvertito un fortissimo boato e tutti lì si sono messi paura. Poi è arrivata la scossa, quindi perciò diciamo sui social c'è tanto casino, anche perché c'è stato prima questo forte boato e poi la scossa, in effetti di 3,5 con profondità di soli 12 km. La scossa è stata avvertita, chiamo, quindi poi c'è stata subito una replica alle 15:20 con magnitudo 2,4 nella stessa zona, quindi diciamo una doppia scossa di terremoto ha colpito questa parte di Rieti, in effetti, e la scossa è stata avvertita anche ad Amatrice e in tanti centri lontani come pure Teramo. Fortunatamente per adesso, ragazzi, non si registrano danni a persone o cose, quindi poi semmai aggiorneremo la situazione. Quindi diciamo che è successo da poco, ragazzi, quindi 15:18 e 15:20, quindi più o meno un paio d'ore fa, più o meno questa è stata la scossa, in effetti. Quindi non sappiamo, portano solo diciamo il terremoto, la magnitudo, no? Io ho controllato poi su Facebook queste cose che la gente si è allertata, diciamo, però questo porta solo, diciamo, le notizie, qualsiasi sito italiano oppure estero, ragazzi. Porta la scossa, porta l'orario, porta la profondità, poi dicono tutti quanti che è stata anticipata da un forte boato, che è stato udito chiaramente, quindi questo è quello che riportano tutti. Quindi non sappiamo se ci sono danni a persone o cose. Quindi ragazzi, ci sentiamo più tardi, se in caso di qualcosa io ho un aggiornamento. Quindi ci sentiamo più tardi o per un aggiornamento, ragazzi, oppure per un altro video. Ciao a tutti e buon pomeriggio.